vi faccio vedere quali sono stati alcuni dei problemi legati a quella che viene definita finta emergenza ambientale, perché è chiaro che ci possono essere stati dei problemi ambientali, come ricordavamo, però di fatto considerare una zona inquinata o non inquinata ha in questi anni ritardato i veri lavori che si dovevano fare. Tutti quanti sapete, ogni anno, anche noi ormai siamo stufi di sentirlo, io sono in consiglio regionale da 1 anno e mezzo, ogni 2 mesi mi sento dire i lavori di dragaggio partiranno, i lavori di dragaggio partiranno. Adesso siamo arrivati all'ultimo, poi vediamo alla fine della mia presentazione quando dovranno partire, però l'ultima data certa dovrebbe essere gennaio 2015. Allora qui avete già nella prima slide l'indicazione di quelli che sono stati i commissari dal 2002 al 2012. Quindi noi abbiamo avuto questi 3 commissari straordinari, Paolo Ciani, Gianfranco Morettone e Gianni Menchini, e loro erano le persone che dovevano in qualche modo sia predisporre i lavori di caratterizzazione, cioè fare il quadro praticamente della situazione ambientale della laguna, sia predisporre poi i lavori per poter in qualche modo superare quella che era l'emergenza. Vai avanti tu, Sabrina, grazie. Allora, io ho predisposto... ecco, qui ho fatto praticamente, vi vorrei spiegare un po' il perché si è arrivati a così tanti, sì, a questi ritardi. Allora, uno dei motivi, diciamo, cerco di spiegarvelo anche nella maniera più semplice possibile, queste sono le parole del commissario Morettone nel 2007 in quello che era il piano operativo degli interventi. Praticamente vedete qui in fondo la differenza che c'è tra un dragaggio da 16 euro al metro quadro e un dragaggio da 300 euro al metro quadro. La differenza sostanzialmente metro cubo, scusate. La differenza sostanzialmente qual è? Dipende dal tipo di sedimento che andiamo a prelevare per effettuare il lavoro. Cioè, se il sedimento è inquinato noi possiamo trattarlo in un certo modo, se il sedimento non è inquinato possiamo lavorarlo e mantenerlo all'interno dello stesso specchio d'acqua o bacino idrico, come vogliamo dire. Chiaramente a seconda di come consideriamo quei sedimenti, come vedete c'è una differenza di 20 volte praticamente tra un tipo di lavoro e un altro. Vai pure avanti, Sabrina. Allora, ecco, adesso non vi leggo tutto quanto, però vedete, questa è la relazione del piano operativo degli interventi, dove si dice che per i lavori di manutenzione ordinaria è necessario un dragaggio di almeno 200.000 metri cubi di fanghi, mentre per la lavorazione straordinaria, quindi per i lavori straordinari per sistemare i canali della laguna, sarebbero necessari 2 milioni di metri cubi. Allora, ok? E questi invece sono i 4, diciamo, tipi possibili di, chiamiamoli dragaggi, di lavori che si possono fare quando vogliamo intervenire in laguna. Noi possiamo ci può essere il ripascimento e la ricostruzione di spiagge, così come avviene praticamente tutti gli inverni, sia per la spiaggia di Lignano che anche quella di Grado. Ci può essere il conferimento in casse di colmata, in impianti che poi vanno a trattare questi fanghi inquinati che di fatto diventano dei rifiuti, oppure, come ultima ipotesi, che è anche la più costosa, il conferimento in discarica. Ok, quindi nel piano operativo del 2007 il commissario Morettone aveva fatto anche aveva dato una cifra di quanto poteva essere il costo dei lavori diciamo così, straordinari dei dragaggi. Quindi lui aveva previsto appunto per i 2 milioni di metri cubi una spesa complessiva di 32 milioni di euro, poi c'erano delle spese tecniche e l'IVA al 20%. In sostanza aveva previsto un costo totale di 40 milioni di euro. Quindi vedete che già togliendo il 7% e il 20% siamo più o meno a un 20 euro al metro quadro, al metro cubo, in questa considerazione.
Eppure, e in fondo avete visto anche che quello non è il costo complessivo di tutto l'intervento, ma solo del dragaggio, perché poi c'è il conferimento nelle casse di colmata e lì ci sono altri 25 milioni di euro, per cui in totale siamo arrivati già a 65 milioni. Ecco, queste invece sono alcune considerazioni che dal 2003 al 2008, io ne ho prese giusto un paio così per farvi degli esempi. Questa l'ho trovata ovviamente sempre in rete, una lettera che già il WWF, chiamato a dare un parere in merito al progetto di dragaggio e cassa di colmate e laguna di Grado Marano, aveva inviato sia al commissario Ciani, che era il primo dei tre, sia al dottor Gianfranco Mascazzini, direttore all'epoca generale del servizio tutela acqua interno del Ministero dell'Ambiente. E loro praticamente chiedevano di verificare con attenzione la caratterizzazione dei sedimenti, ed in questo senso si propone che qualora si riscontrino sedimenti di tipo A, ovvero non particolarmente inquinati, tali sedimenti non siano conferiti dentro la cassa di colmata. Si chiede perciò di riutilizzare il sedimento all'interno della laguna sottoposta alle escursioni di marea per realizzare barene o velme sommerse. Quindi già qui nel 2003 avevamo chi diceva che stranamente di solito dopo, per colpa degli ambientalisti e dei WWF non si fanno, per quanto pare è qui tra noi, ma insomma c'è già qualcuno che diceva 10 anni fa che non serviva prendere quei fanghi e trattarli come rifiuti, o quantomeno di stare molto attenti e di fare una giusta valutazione, ma di poterli riusare appunto per la realizzazione delle barene o delle velme sommerse. Abbiamo anche qui invece 5 anni dopo, in quella che è stata poi la bozza di piano di gestione del sito Laguna di Grado Marano, che come sapete qui stiamo parlando di siti comunitari, di zone protette, e il dottore Carlo Franzosini, anche lui esperto di biologia marina e lagunare, scriveva appunto praticamente le stesse cose. Lui qui faceva appunto riferimento a come si potevano trattare i fanghi, e quindi già ancora nel 2008 c'era qualcuno che diceva non servono spendere 65 milioni di euro, possiamo fare gli stessi lavori con molto meno. La cosa più interessante di questa relazione è che lo stesso dottor Franzosini ricordava come nel 2008 non si disponeva della caratterizzazione del sedimento lagunare contaminato. Questo perché il piano di caratterizzazione dei canali lagunari, avviato nel 2002 e conclusosi 30 mesi dopo l'affidamento, non è mai stato validato. Quindi per 6 anni non c'è stata la validazione, che di solito avviene tramite ARPA o comunque un ente pubblico che deve in qualche modo validare quelle che sono le analisi fatte sui fanghi, in questo caso, o comunque sui materiali che si vuole indicare come inquinati, e lui stesso dice che non è mai stato validato. Questo viene confermato poi in quella che è stata la commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti istituita nel corso della 16ª legislatura e che si è conclusa il 28 febbraio 2013. Anche qui si parla dello stato di avanzamento della bonifica della laguna di Grado Marano e si ritiene che sia assolutamente insufficiente e che solo il 2% dell'area sia stata messa effettivamente in sicurezza da quella che era l'emergenza, mentre il 9% della caratterizzazione è stata eseguita e solo il 5% è stata conclusa, quindi di fatto validata. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Ecco, in pratica anche qui si diceva invece, perché nel 2012 poi sapete che c'è stata anche la riperimetrazione di quella che era la zona considerata d'emergenza così com'è, perché prima si faceva riferimento a tutta la laguna di Grado Marano, dopo invece si è andati effettivamente a riperimetrare tutta la zona e andando a individuare effettivamente quelli che erano i problemi, cioè la zona praticamente dell'industria ex Caffaro in comune di Torviscosa e alcune zone nella foce della Ussacor. Allora, siamo andati avanti. Ecco, qui cosa succede? In questa situazione praticamente, come avete visto, siamo più o meno nel 2007-2008
il commissario delegato decide di iniziare quelli che sono i lavori considerati nel 2008 urgenti per il dragaggio del fiume Corno. Questo appunto sono stati approvati questi lavori il 21 gennaio 2008 e in tutto si prevedeva di diciamo così, asportare 168.000 metri cubi di fanghi tra la foce in laguna del fiume Corno e la banchina di Porto Maghré. E questo per far sì che il fiume Corno potesse raggiungere diciamo così, la profondità di 7,5 metri. Questo ovviamente avrebbe permesso alle navi di poter entrare più facilmente in quello che è poi Porto Nogaro di fatto e avrebbe potuto sviluppare il porto di quella zona molto più di quello che è adesso. Ovviamente anche qui si ricorda che i fanghi che venivano dragati sarebbero dovuti essere conferiti nelle tre vasche esistenti, località sempre di San Giorgio di Nogaro, realizzate nel 2002 dal consorzio della ZIAC e mai utilizzate. Quindi dopo 6 anni praticamente si decideva di poterle utilizzare finalmente. È stata una gara d'appalto, la gara è stata vinta da UNATI, un'associazione temporanea di imprese, con il capogruppo Vidoni SPA e l'importo complessivo dei lavori per questo tipo di intervento, che ovviamente non è quello complessivo di cui si parlava prima, ma solo di una parte, io l'ho preso come esempio questo, l'importo complessivo era all'inizio di 4.676.000 euro. Anche qui, se voi togliete le spese tecniche e il 20% dell'IVA, vedete che più o meno, calcolando i 168.000 metri cubi di fanghi, siamo a un valore di circa 20 euro al metro cubo. Quindi un po' più alto di quello che già, il 20% più alto di quello che già prospettava il commissario. Ecco, poi successivamente abbiamo avuto le prescrizioni alla procedura di via, che sono arrivate dopo l'appalto, e praticamente la stessa procedura di via dice che l'utilizzo delle vasche esistenti, quelle che erano state individuate come stoccaggio definitivo, è risultato tecnicamente ed economicamente impraticabile. Ovviamente questo ha comportato una modifica a quello che era il progetto e si parla di una prima perizia di variante e si decide di conferire 20.000 di quei metri cubi non più a San Giorgio di Nogaro, ma nella cassa di colmata denominata MA1 di Marano Lagunare. Questo siamo intorno al 27 novembre 2008 e questa modifica porta a un aumento dei costi di circa 300.000 euro, 277.000 euro. Poi abbiamo un successivo intervento, anche qui si decide che si stabilisce che quella cassa di colmata possa diciamo così, ricevere ancora 35.000 metri cubi di fanghi e quindi si vogliono portare ulteriori 35.000 metri cubi. Questo perché negli anni i fanghi, essendosi asciugati praticamente, la cassa si è abbassata e quindi si decide di portare altri 35.000 metri cubi in quella cassa di colmata. Questi lavori, che effettivamente sono gli unici che sono stati fatti, sono andati avanti dal febbraio 2009 al maggio 2009. La zona sempre quella lì del porto, e al 31 dicembre 2009, stando alle relazioni, loro stessi dicono che sono stati dragati circa 46.000 metri cubi e quindi i 20.000 iniziali, altri 26.000 dopo. Di fatto abbiamo i dragaggi che sono stati fatti sul fiume Corno hanno interessato solo 46.000 dei 168.000 complessivi. Infine c'è stata praticamente, a fronte delle difficoltà di reperire siti dove conferire in via definitiva i sedimenti, perché prima si pensava di portarli nelle 3 casse di San Giorgio diciamo in maniera temporanea, ora loro cercavano una soluzione definitiva. Alla fine, come vedete, rimangono ancora 110.000 metri cubi di fanghi da sistemare. C'è così una seconda perizia di variante,
quindi rispetto ai 4 milioni e 6 del progetto originario, si decide di trasformare le vasche in località Fearul, sempre a San Giorgio, da sistema di conferimento definitivo a deposito temporaneo per un massimo di 30 mesi. Successivamente i sedimenti sarebbero stati trasferiti presso una delle 3 casse di colmate in fase di progettazione, che sono altre casse, non sono le 3 di prima, e che il commissario delegato stava appunto progettando tra Grado, nella zona del cimitero, la Marina Punta Gabbiani e poi Porto Nogaro per lo stoccaggio definitivo. Quindi di fatto si spostano questi fanghi, anche qui a capire come mai. Quindi si stipula un ulteriore atto aggiuntivo, quella che poi è la seconda perizia di variante, e il prezzo da 4 milioni e 6 sale a 10 milioni e 3 e il valore praticamente economico di tutto l'intervento sale a circa 13 milioni e mezzo. Questo poi sapete che dal 6 aprile 2012 con un decreto del Presidente Mario Monti, dopo 10 anni praticamente che il commissario straordinario della laguna ha prodotto veramente pochissimo, perché come avete visto il piano di caratterizzazione di fatto non era neanche mai stato ultimato, i lavori di dragaggio hanno portato a un terzo solo per il fiume Corno, qualche lavoro è stato fatto da altre parti, ma di fatto la situazione è rimasta quella che era. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 aprile 2012, decide di revocare lo stato di emergenza socio-economica della laguna e di trasferire tutto alla regione Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda le competenze in materia di sicurezza della navigazione. Quindi da questo momento in poi responsabile dei dragaggi diventa direttamente la direzione infrastrutture della regione Friuli-Venezia Giulia. A seguito della dismissione della struttura commissariale, la ripresa dei lavori non si è concretizzata e i lavori risultano totalmente sospesi dalla data del 27 maggio 2011. Quindi proprio da lì non si è mosso poi più nulla. Adesso qui ci sono i successivi passaggi e le cose che praticamente ha cercato di stabilire la direzione delle infrastrutture, perché ovviamente non essendo più una zona considerata in emergenza si doveva stabilire come poter fare i lavori, e dal 2012 al 2014 vengono fatte sempre ulteriori ipotesi di come poter movimentare questi fanghi e si arriva praticamente a 2 soluzioni finali. La prima è quella di rialzare un piano campagna in zona Aussa Corno. La seconda invece è quello di movimentare all'interno dello stesso corpo idrico i fanghi ritenuti ovviamente non inquinati. Praticamente ci hanno messo 12 anni per fare quello che già gli si diceva nel 2003 di fare. Allora, vediamo qui. Ecco, qui arriviamo a una interrogazione che ho fatto io nel mese di luglio, perché appunto, visto che c'era sempre questo ritardo, visto che i lavori, nonostante la competenza fosse passata alla direzione infrastrutture della regione, e noi abbiamo avuto un incontro in 4ª commissione nel febbraio 2014 dove appunto ci dicevano sì, stiamo facendo, sì, stiamo vedendo. Essendo arrivati a luglio 2014 ho iniziato a cercare di mettere un po' di pressione ai lavori. E qui cosa è successo? Loro hanno stipulato una convenzione con il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento e il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana riguardante appunto i lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno. In sostanza cosa succede? Loro dicono: noi non siamo competenti per poter seguire i lavori, fatelo voi, vi diamo 220.000 euro più IVA. Noi avevamo il senso della nostra interrogazione era anche un altro, perché i 2 consorzi di cui sopra non rispondono esattamente a quella che dovrebbe essere la normativa riguardo la trasparenza, e voi sapete che se un ente pubblico, che sia economico o meno, non risponde alla normativa sulla trasparenza, non dovrebbe poter prendere soldi pubblici dalla regione.
Per cui noi gli abbiamo detto: siete davvero sicuri di volerlo fare, oppure quantomeno vediamo che possano seguire quelle che sono le 4 regole base sulla trasparenza. Questo era un po' il senso della nostra interrogazione, ma comunque nell'interrogazione noi chiedevamo anche queste 3 cose. Quindi quando venisse realizzato il programma dei dragaggi che c'era stato presentato ancora a febbraio, e se sono state realizzate da parte della Regione Friuli Venezia Giulia le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio non più incluso nella perimetrazione diciamo così, dell'emergenza, e anche quale fosse l'esito di questi controlli e chi l'avesse poi effettivamente effettuato. E quindi chiedevamo se c'era stato un interessamento da parte della direzione ambiente, se avesse seguito tutto la direzione infrastrutture, o quale fosse stato poi l'esito da parte di ARPA, anche per cercare di capire se questi fanghi fossero effettivamente inquinati o meno. Poi ovviamente a me non mi hanno risposto perché è hobby nazionale da parte della Giunta, ma in una recente risposta al consigliere Travanuto del Partito Democratico, l'assessore Santoro ha detto che i lavori di dragaggio, lei ha detto, partiranno a gennaio 2015. Di fatto la situazione è un po' diversa, perché c'è stata una prima conferenza dei servizi che avrebbe dato un via libera. Adesso deve essere convocata una seconda conferenza dei servizi e poi si potrebbe effettivamente partire. Per cui io spero che questa data del gennaio 2015 sia quella definitiva. Ora però c'è un problema, perché noi abbiamo un importo complessivo di, come avete visto prima, 10 milioni e mezzo, e quell'importo in teoria dovrebbe essere molto più che sufficiente rispetto ai lavori che effettivamente dovrebbero fare. Questo perché secondo quello che ci ha detto l'assessore Santoro, adesso i dragaggi del fiume Corno effettivamente dovrebbero prendere i fanghi e riutilizzarli anche per il ripascimento poi delle banchine anche dello stesso fiume, quindi utilizzarli lì. Non dovrebbe essere più necessario prendere i fanghi, metterli in una cassa colmata per un periodo temporaneo, poi cercare un altro luogo di conferimento definitivo, e quindi il prezzo dovrebbe essere molto inferiore addirittura a quello che era il progetto originario. Però di fatto loro dicono: siccome noi abbiamo stipulato dei contratti con l'azienda, in questo caso la Vidoni SPA, dobbiamo comunque far fronte a questi contratti, per cui adesso ovviamente staremo con i fari accesi e il fiato sul collo per capire come verranno spesi questi 10 milioni di euro e quali lavori effettivamente verranno fatti, quando e soprattutto per quanti fanghi effettivamente verranno utilizzati. Ecco, io avrei finito, adesso vi dico ovviamente a Cristiano, vi ringrazio, poi noi finiamo la nostra relazione, chiaramente poi saremo disponibili al dibattito se qualcuno vorrà intervenire. Io prima di far iniziare Cristiano lancerei il video di presentazione che abbiamo... No? Niente video? No, Ho saltato il video? No, allora andate live con lui. Grazie. Cosa c'entro qua io? C'entro perché fondamentalmente si è parlato di dragaggi. Qual è il problema fondamentale in laguna? Che i canali non ci sono più. I canali da 1850, riesci ad andare sulla cartina Sabrina? Vai avanti. Questa è una carta del 1849 originale, stilata a mano, ancora come si faceva, diciamo, nei tempi antichi. Questo qua appunto è Lignano, qua c'è Marano e questa è la laguna. Qua per intendersi c'è Pertegada. I canali arrivano fino a dentro terra, fino alla Tisana, fino a Palazzolo. I canali arrivano praticamente fino alla Tisana, Precenico a Palazzolo. Entra dal canale principale di Lignano, che c'è tuttora, e arrivano fino a dentro terra. In questo periodo non erano ancora state fatte bonifiche, nessuna tipologia di bonifiche. In questo tempo, in quest'epoca qua e anche successivamente, erano presenti le fanerogame, torno indietro. Queste piante qua, vai ancora indietro.
In laguna si possono vedere queste praterie qua, vengono chiamate proprio praterie, Phanerogame marine, sono delle piante, delle proprie vere piante, uno potrebbe chiamarle alghe ma non sono alghe, perché presentano una radice, un fusto e anche delle foglie. In laguna ce ne sono differenti specie, c'è la roppia marittima che ad esempio potete vedere all'interno qua della Valle Canal Novo all'inizio. C'è questa pianta qua che si chiama Cimolocea nodosa che predilige il sedimento sabbioso, lo potete vedere nelle spiagge o magari appena dietro l'isola di Martignano. E queste due piante qua invece sono la zostera marina e la zostera molti che dovrebbero essere in laguna. Purtroppo in laguna adesso non ci sono, o almeno in certe zone sono ancora presenti, ma in tante zone sono scomparse. Perché? Per una questione di idrodinamismo, vuol dire che c'è praticamente l'acqua che è stagnante. È molto stagnante l'acqua, soprattutto vicino appunto agli argini lagunari. Questa è una problematica recente, cioè non ci sono i canali. Perché si sono interrati i canali nel tempo? Per azione naturale uno direbbe, beh, potrebbe essere, però 100 anni in tempi geologici è come dire bersi un caffè in pratica, non è una vita. Vai pure avanti. Questa è una cartina invece del 1938, si capisce subito che sono stati fatti degli interventi. Sono stati interventi di rettifiche, questo è il canale di Beazzana, la litoranea Veneto, questa è la punta della lama appunto, questo è il fiume Stella, la foce del fiume Stella e questo è il canale Cialise. Questo canale che si vede segnato è il canale Curon, questo è il canale di Pertegale, esistevano quei canali e garantivano delle celle, come delle celle convettive, dei flussi idrici e l'acqua scorreva molto. Questo me l'ha confermato anche il mio nonno che era del 19. Qua, a questo punto qua, c'era un'idrovora che si chiama appunto idrovora Lame, che buttava l'acqua dai canali collettori all'interno della laguna. Gli ingegneri idraulici dell'epoca avevano pensato bene, persone in realtà sagge, di fare questo canale qua. Dopodiché l'acqua sarebbe defluita. Perché? Perché il sedimento aveva il tempo di depositarsi, essendo il sedimento fangoso, pieno di fango, durante le montate primaverili e autunnali il fango veniva buttato fuori, però si depositava e gradualmente veniva preso e rimesso o in laguna o nei campi adiacenti. Perché c'è questa problematica? Perché vai in quella successiva. Qua siamo nel 1988. Questo qua è il canale Curon, questa appunto è la sacca del Curon, siamo sempre dove eravamo prima, questa è la foce dello Stella, ma qua cominciano già a non esserci più questi canali. Perché? Perché proprio qua è stata fatta un'idrovora, ma con uno sbocco direttamente su questo canale. Difatti, io sono dell'88, quindi non lo sapevo, ma ho chiesto a mio padre, dopo 2 anni il canale si è interrato. Queste sono scelte sbagliate, magari fatte senza lungimiranza, no? Però pian piano si porta all'interramento dei canali. Comunque, si può vedere che i canali ancora in laguna ci sono. Vai a quello successivo. Questa qua è del 2012. È stata fatta una rettifica. Questo qua adesso si chiama canale del Curon, anche se il canale del Curon faceva così, il canale di Pertegale andava in questa zona, per arrivare alla Preglia Marittima, perché nel frattempo appunto è nata quest'area della Preglia Marittima. C'è un problema costante adesso con l'interramento di questo canale e di altri canali, perché? Intanto perché è un canale rettilineo, come si può vedere. È un canale rettilineo, per principio si interrerà sempre. Difatti i canali naturali sono curvilinei, come potete vedere. Anche qua la foce non c'è più dello Stella. Anche qua un altro canale che c'era non c'è più. Perché? Perché il sedimento si muove in laguna. Ma perché si muove? Si muove in maniera naturale? No, si muove perché? Perché in pratica non ci sono neanche più queste piante, che non crescono più tra l'altro. C'è il passaggio dei natanti che provoca movimento di sedimento. C'è anche l'allevamento qua, in questa zona delle vongole, che provoca una movimentazione di sedimento. Perché? Io lo posso affermare perché ho fatto degli studi, cioè la mia tesi laurea è durata 5 anni, ogni 2 mesi andavo a fare dei campionamenti. Ho preso 3 zone io in analisi, ho preso una zona qua dentro l'isola di Martignano, una zona qua nella punta della lama e una zona qua, prospicente alla zona di allevamento vongole. Cosa ho fatto? Sono andato ad analizzare il sedimento negli anni e ho visto che in pratica in questa zona era pressoché costante, cioè dal punto di vista biologico e geologico è normale che ci sia un aumento di 2-3 cm di sedimento nell'arco degli anni, ma è normale, può essere anche dato alla morte delle piante, appunto la stratificazione. In 5 anni invece in questa zona ho avuto un apporto di sedimento, cioè
da 70 cm di acqua, adesso ce ne ho 50. In questa zona è aumentata la profondità, cioè vuol dire che io ho avuto un'erosione in pratica. E questo è un problema, perché queste piante hanno bisogno di tantissima luce per vivere, ma proprio tanta. E cosa fanno? Non avendo a disposizione questa luce, perché praticamente l'acqua è sempre torbida, c'è sempre sedimento in sospensione e queste piante non possono vivere. E in più, purtroppo, dai canali collettori dell'entroterra vengono sversate una quantità impressionante di nitrati, fosfati, che sono appunto i classici nutrienti, si dice in biologia, cioè si creano dei film in pratica sulla superficie, soprattutto in queste zone che sono molto stagnanti, appunto perché i canali non ci sono più, dove le piante non possono assorbire la luce, quindi non crescono e muoiono. E quindi c'è un danno generale, perché non ci sono più le passere in laguna, proprio dagli anni 70-80. Con la morte dei canali, con la morte di queste piante, le piccole passere grandi così, o i piccoli rombi grandi così che venivano giù dall'Istria, dove appunto in novembre se ne vanno per là, ma tornano di qua, le uova con la corrente, che il Golfo di Trieste è fatto così, tornano verso di qua e vanno dentro la laguna. E queste piante sono filamentose, no? Sono come proprio una cosa naturale, gli animali si annidano al loro interno, i gamberetti, le passere, tutti i picchi, soprattutto i giovani individui di tutte le specie che sono presenti in laguna. Lo stesso Linneo che aveva detto la zostera marina. Perché la zostera marina? Perché si chiama zosteri sophiocephalus? Perché lui aveva visto subito che lui era là, era in mezzo a quelle piante e quindi gli ha dato questo nome. Quindi è una cosa proprio fondamentale all'interno di un bacino lagunare che ci siano queste piante. Vai pure avanti. Questa qua secondo me è una cartina che fa capire proprio, magari a voi ci voleva un po' la lente di ingrandimento, ma io che ci ho messo un paio di mesi per farla si capisce subito. Questa qua è una cosa importante, questa qua vedete a foto continuo, è la linea di riva che c'era in pratica nel 1891, prima del Novecento. Questa qua è la linea di riva che c'è adesso, perché sono stati fatti, c'è stato fatto il porto, no, di Legnano. Il canale era così all'inizio, adesso è diventato così. Questi qua sono tutti i canali, si vede quelli sotto, che belli ramificati che erano. Arrivavano fino qua appunto, fino qua, questo era un canale. Adesso sono presenti invece, vedete la rettifica, è cambiata totalmente l'idrodinamica lagunare. Appunto è un problema da affrontare, soprattutto dal punto di vista, secondo me, dell'economia, perché l'economia, la pesca in laguna, i pescatori, di cosa vivono? Sono stati fatti dei progetti infatti per questo. Si è deciso di spostare magari l'economia più verso l'allevamento, magari delle vongole o di altre specie, però comunque nel tempo alcune zone sono rimaste intatte, altre invece sono cambiate. Si può dire chi in bene, chi in male. Secondo me, insomma, dato che la mia tesi, in negativo, perché non permettono comunque la crescita continua della laguna, cioè per il futuro, nel senso che io oggi senz'altro avrò questo, però un domani cosa avrò? E la cosa, diciamo, che mi ha fatto più anche arrabbiare sono state le analisi. Sabrina, puoi andare avanti? Queste sono in pratica nell'arco dei 5 anni, dietro l'isola di Martignano ho campionato appunto queste piante e si vede la crescita chiaramente, che qualsiasi pescatore o gente che vive in mare vede, cioè una crescita nei mesi estivi, una costante stabilità e avanti. Nel 2010 c'è stata una crescita maggiore, anche nel 2011, forse perché sono stato un anno, soprattutto nel 2011 con un inverno freddo, no? Allora i parassiti di queste piante muoiono, si chiamano epifite. Quando uno vede questa pianta in una lamina, soprattutto uno che fa il pescatore, anche non so, chi mette le nasse per fare le seppie, perché vanno là le seppie a mettere giù le uova? Perché è là che si annidano le uova, le attaccano proprio a queste piante, non sono fatte apposta. Quell'anno difatti che è stato freddo, questo inverno ha permesso una buona crescita di queste piante. Questo però è il trend dal 2008 al 2012 delle piante solamente dietro l'isola di Martignano. Perché? Perché nelle altre zone non ci sono, sono estinte praticamente. Vai pure avanti. Sempre nell'arco di 5 anni in queste 3 differenti zone io ho voluto fare, come si può dire, una sorta di comparazione, ma dico scemenze oppure realtà. Allora ho preso in esame un'area che all'incirca è così, ok, molto piccola perché avevo a disposizione anche poco tempo,
Ho campionato appunto ogni 2 mesi, quando andavo a fare le misurazioni per i tassi di sedimentazione, di 9 specie, tra cui l'anguilla, il gola, la passera, il gamberetto di laguna, le corbole, la ranicola, per vedere se queste zone, bene o male, avevano un po', come si dice, diciamo da biologi, un po' di biodiversità, ecco. Viene indicata così generalmente la cosa. E la zona dietro l'isola di Martignano, bene o male, si ha un trend abbastanza positivo, non molto positivo, ma comunque leggermente. Vai pure avanti. Questa è la zona della lama. E qua si ha la presenza di qualche specie, potete avere dei picchi come vedete, ma fondamentalmente è quasi tutta una linea retta. Nell'altra zona, poi, prospiciente una zona di allevamento vongole, è presente qualche specie, di solito la ranicola si trova, ma altre specie non se ne trovano molto. Vai pure avanti adesso. Questo è ciò che mi permette di dire dal punto di vista scientifico che il sedimento, per esempio in una zona, si è spostato, cioè qua potete vedere è il primo strato di sedimento, queste sono delle radici appunto delle fanerogame famose, una carota che ho prelevato, no? Questa è la tessitura dei sedimenti, cioè significa che in sostanza la mia curva parte e mi dice cosa c'è all'interno di questa carota, no? Ho i vari strati, da 0 a 1 cm, da 4 a 5 cm e da 10 a 11 cm. E le curve bene o male sono similari perché danno ragione a una carta io, su cui mi baso, della tessitura dei sedimenti in laguna. Lì dove siamo? Siamo appena dietro la bocca di Lignano, cioè cosa c'è? Sabbie ci sono. E difatti la maggioranza cosa sono? Sabbie. È una cosa normalissima, è giusto che sia così. Vai avanti, per cortesia. Ok. Questa qua invece è la curva granulometrica della zona della lama. Lì cosa ho voluto fare? Ho voluto prendere in considerazione tanti straterelli. Perché? Perché a me interessava capire non solo l'ultimo periodo, dovevo capire in successione cosa fosse avvenuto. Io ho una media in pratica che mi dice che questa qua è il sedimento prevalente, cioè silt. È un sedimento mediamente fine, però diciamo che si può caratterizzare ancora come sedimento un po' grossolano. Nel senso che questa tipologia di sedimento rispetto alle argille, ok, si sposta, però per una legge diciamo della fisica rimane dove si è spostato. E come non so, l'esempio prima chiacchieravo tra loro, la sabbia. Se la sabbia si sposta per un'azione di marea fino a meno 4 metri di profondità, nessuno la tira via da lì, solo un maremoto di 80 metri forse. Non si sposterà più perché la granulometria influisce proprio su questa cosa. La successiva. Questa è similare, si vede, no? Che è similare. In questa zona prospiciente è la zona di allevamento vongole. Io senz'altro non ci sarei mai arrivato da solo, ma il professore che mi ha aiutato, che è un sedimentologo molto molto bravo, che ha lavorato tanti anni in Antartide proprio studiando queste cose, che si studia appunto la stratificazione del sedimento, mi ha fatto notare che ho un 70% di silt che si dividono appunto tra i silt. Ci sono quelli medi, quelli più fini e quelli più grossolani. Ho una percentuale in queste curve del silt grossolano che è superiore al 70% in entrambi i carotaggi. In pratica cosa significa? Significa che quel tipo di sedimento è lo stesso. Si dovrebbe avere 2 tipologie diverse di sedimento in quelle zone, totalmente differenti. Diciamo che nella zona della lama dovrebbe essere più di tipo argilloso, cioè dovrebbe avere più argille. L'argilla va diciamo da qualche micron a 0,008 micron, cioè una cosa praticamente che si vede, si fa fatica a vedere col microscopio, mentre i silti invece si vedono, sono più grossolani. Dovrebbero essere presenti dei silt argillosi in pratica nella zona dove vengono allevate le vongole, secondo tessitura, dai dati diciamo del 2008 così, dove ho preso una carta e mi sono appoggiato a quella carta lì, sempre di un altro sedimentologo. Vai pure avanti. Veniamo infine al progetto, che secondo me è un progetto che si può fare, nel senso che serve all'economia, nel senso che serve ai pescatori, soprattutto io che faccio il pescatore penso a quello perché è il sogno della mia vita. Quindi questo è il canale Cialisia. Per favorire appunto l'idrodinamica lagunare, come era un tempo, appunto gli ingegneri idraulici nel 1938 che avevano fatto le bonifiche avevano scavato un lungo canale e profondo, quella volta era di 5 metri. Io ho fatto il progetto per rifarlo di 4, che va praticamente
da Lignano Sabbiadoro, dove c'è il porto, andava fino a Fiumicello, dove finisce la laguna dei Gravi in sostanza. Faceva tutto il giro della laguna, perché era stato fatto perché queste zone sono inferiori in pratica alle zone lagunari, se no l'acqua entrerebbe. Il progetto di rifare questo canale, appunto, è importante perché permette, diciamo, di ricreare quelle piccole celle convettive che c'erano un tempo, no? Così. L'importante anche, e qual è il fatto, è di rifare questi canali, ma non prendere il sedimento e portarlo in giro come viene sempre fatto, come parlavo appunto prima, Cristian. È quello di prenderlo e utilizzarlo in loco, cioè senza spendere soldi per niente, per rifare l'argine e per rifare le barene di canale. Perché sono le barene di canale proprio che proteggono il canale dall'interrimento. Questo è il canale del Curon, diciamo anticamente come era. Questo era il canale che porta all'Aprilia e questo sarebbe il canale della Lama o di Pertegada. Queste sono le barene che esistono tuttora. Se voi vi fate un giro potete andare tranquillamente per l'Asine, per di qua. È praticamente quasi a livello di fondale questo canale. Quasi. In alcuni punti ci saranno 30 cm d'acqua, 40, ma proprio quando c'è una colma estrema. Quindi in sostanza si tratta di prendere il sedimento da una parte, in questo caso di utilizzarlo per fare le barene, e da una parte per fare l'argine. Qual è la distinzione però tra le tipologie di lavori? Qua si devono utilizzare per forza delle draghe, perché sennò il costo sarebbe elevatissimo, ma in queste zone qua non c'è bisogno dell'utilizzo delle draghe, si può semplicemente utilizzare degli scavatori. Ho parlato io con un signore che ha fatto per 60 anni lo scavatorista, mi ha detto che si può fare tranquillamente. Quindi, come diceva Cristian, i prezzi lievitano perché? Perché lì si vuole far lievitare. Anche la questione del mercurio, il mercurio c'è in laguna, ormai non ci si può fare niente, è inutile che tu lo prendi, lo sposti e lo metti da un'altra parte. Questa zona tra l'altro è la zona inquinata, meno inquinata della laguna, casualità, insomma può essere, però appunto l'importanza è questa, qua di rifare appunto queste barriere di canale, perché oltre a proteggere il canale, vedete che qua ci sono delle piccole fessure, magari fate fatica a vederlo, perché questo favorisce la formazione di piccoli ghebi, di piccoli meandri. Inoltre l'ultima cosa è quello del reimpianto graduale. Io dico 10-15 anni, ma potrebbe essere che ce ne voglia molto di meno di tempo, perché queste sono piante che comunque, diciamo, si dice proprio in gergo che camminano, hanno rizoma, vanno sottoterra e si accrescono. Questa zona andrebbe meglio la zostera marina, perché anche se appunto ha il nome marina, preferisce zone dove si ha acque sia dolci sia salate. Qua appunto c'è l'uscita del canale Cialiglia. Questa zona marrone è la zona dove verrebbe reimpiantata gradualmente la ruppia marittima, perché è una pianta che predilige un idrodinamismo, diciamo, leggermente minore ad altre piante come appunto è la nanozostera nolti, che preferirebbe invece queste zone. Queste piante non sono state messe lì a caso, cioè perché io ho fatto una riga così? Perché la tipologia di sedimento che è presente in quest'area è totalmente differente rispetto a questa. Se potete vedere qua ho un sedimento di tipo argilloso, ok? Come dovrebbe essere, mentre in questa zona ho un'altra tipologia di sedimento, perché la pianta lo rispecchia. L'importanza di avere queste piante perché? Perché appunto favoriscono la rete trofica, si dice. Questi animali hanno la possibilità di crescere e di annidarsi, soprattutto negli stadi giovanili. Adesso io l'ho spiegata questa tesi proprio in maniera concisa, cioè veloce, ma ho fatto in pratica di tutti questi dati, ho fatto anche dei grafici, diciamo, che dicono che cosa? Dicono, se l'animale è di passaggio nell'area che io ho campionato, gli do un coefficiente. Perché? Perché non è dato che l'animale viva lì, mentre l'anguilla, magari il go, che io trovavo sempre, diciamo, presumevo fosse sempre lo stesso nello stesso periodo, ho dato un coefficiente 1. Perché? Perché ero sicuro che lui prediligeva quell'area, lui stava bene in quell'area. Dopo mi ci è voluto quasi 6 mesi per fare appunto questo modello matematico, però alla fine, purtroppo, però in realtà, diciamo che l'andamento generale della laguna, prendendo in considerazione questa zona e qua dietro l'isola di Martignano, è negativo. Ciò vuol dire che il trend nel tempo è negativo. Andrà nei 5 anni che ho analizzato io almeno, dopo magari può essere che cambi totalmente,
ma la vedo un po' difficile, è negativo. Quindi secondo me la proposta di fare questo progetto, ma soprattutto in primis di dragare questi canali, è importante perché favorisce l'idrodinamismo nuovo, un ritorno appunto al vecchio idrodinamismo lagunare. Con la ricrescita appunto si spera di queste piante. Tra l'altro voi magari non avete notato, ma io appunto che sono sempre che guardo in giro queste cose, ho notato che proprio fuori a presa in bacheca di fronte all'apogeo c'è un piccolo cartello con scritto relazione sull'ulva lactuga, che è una pianta che adesso è infestante in laguna, è quella specie di, sembra quasi insalata. Avete mai finito a pescare? Fa subito caso. Perché? Perché cambia appunto la tipologia d'acqua. Questa pianta diventa infestante non appena ho delle morie dell'altra. È proprio una cosa matematica. Quindi diciamo, tornando a noi, l'ideale sarebbe avere appunto un progetto fatto con chi? Fatto con i cittadini e con i pescatori che vivono a Marana, perché quelli prima di tutti vengono, nel senso che è un progetto fatto per il ritorno, appunto si dice, delle risorse alieutiche, cioè che siano le passere, che siano le anguille, che siano i gamberetti, sia una vita favorevole appunto al pescatore, che da diciamo migliaia di anni vive in laguna, ed è un peccato insomma che non possa farlo anche in futuro. Dopo anche un'altra cosa importante qual è? È il costo di quest'opera, che non si presume che sia un costo così elevato. Alla fine ho fatto un calcolo a spanne, perché comunque se si dovesse fare un lavoro bisognerebbe andare a fare i canottaggi ogni 20 metri eccetera eccetera. Ci sono 12 km di canali da dragare, non sono pochi. La sezione va in quello successivo. Questa praticamente sarebbe la sezione ipotetica del canale, cioè un canale largo 6 metri e profondo 4. Io ho fatto l'ipotesi che se da questa parte ho l'argine, ad esempio, da questa parte ho la barena. Nell'ipotesi in cui venga rifatto il canale Colombo, il canale ex canale di Pertegada, il canale della Lama, avrò da entrambe le parti la barena, per far capire appunto il progetto. La cosa che mi sta più a cuore, ma che mi sarebbe più a cuore, sarebbe la partecipazione appunto attiva da parte di tutte le cooperative di pescatori, da parte di tutti i pescatori della cittadinanza, in modo tale che venga fatto questo progetto, un progetto similare, costruito assieme, però che venga fatta qualcosa per sta laguna, perché alla fine, come diceva Christian, da un progetto che costerebbe 192.000 metri cubi, cos'era? 16 euro al metro cubo, avevi detto? No, quello prevede... Che era un prezzo, mettiamo che fosse 10 euro al metro cubo. No, ma quello prevede comunque lo spostamento nelle casse di colmate. Mettiamo che sia 10 euro al metro cubo, è molto inferiore comunque. È una cifra enormemente minore rispetto a quello che viene speso tuttora. E poi appunto sì, è una cosa positiva secondo me per il futuro, perché io ho una bambina di 2 anni e mezzo, però ho anche 26 anni, quindi devo essere lungimirante per me e per i nostri figli, no? Da padre posso dire anche questo, posso avere l'onore, diciamo, di dire anche queste cose. E poi insomma volevo ringraziare Christian e tutti appunto i ragazzi che mi hanno aiutato, perché senza di loro probabilmente non avrei fatto nulla. Grazie mille. Siamo noi che dobbiamo ringraziare te, soprattutto Amore. Se avete domande o volete chiedere qualcosa. No, io prima di aprire il dibattito ci tengo solo ad aggiungere questo. Noi abbiamo cercato di far vedere già questo progetto in regione anche all'assessore all'ambiente Vito, soprattutto perché è un qualcosa che riguarda più lei in questo momento che non altri assessorati, ma come avete capito la cosa potrebbe veramente avere un risvolto trasversale da questo punto di vista, perché si parla di turismo, si parla di attività produttive, si parla ovviamente di ambiente, si parla poi di infrastrutture, perché poi gli eventuali dragaggi dovranno essere seguiti eventualmente dalla direzione infrastrutture. L'assessore, come ti ho già detto, Cristiano, si è dimostrata sin da subito interessata a incontrarci. Ora ovviamente anche con i tuoi
giustamente impegni, vediamo di farlo quanto prima, e lei comunque ci ha assicurato che ci darà udienza. Poi quello che riusciremo eventualmente a ottenere lo scopriremo. Ci sono già un paio di mani alzate, 3 in tutto, 4, benissimo, non c'è problema, noi siamo stati abbastanza veloci, per cui apriamo pure il dibattito. Prego. Io sono Carlo Franzosini, sono autore dell'osservazione WWF del 2003 e di quanto veniva poi citato per il 2009. Quelle osservazioni fanno parte del piano di gestione del SIG-ZPS della laguna di Grave Marano ed erano state scritte a 4 mani da me e da Giorgio Matassi per creare un disciplinare nell'utilizzo periodico di un problema che è ricorrente, non è che si fa un dragaggio e dopo si deve fare un dragaggio, si deve avere uno schema, un utilizzo, un disciplinare che semplicemente andava a rompere tutto il marchingegno che teneva in piedi Mascazzini e la banda del Ministero dell'Ambiente di conferire, di trattare questo fango come se fosse come se fosse uranio radioattivo e di costruire le casse di colmata, no? Quel disciplinare allegato al piano di gestione prevedeva semplicemente che il sedimento tirato fuori dal fondo del canale venisse ridepositato nel bacino, nel sottobacino della laguna di Grave Marano, delimitato dalla rete idrografica storica dei canali preesistenti, di pertinenza e di livello di contaminazione uguale, e ha già tutte quelle informazioni, quindi quel protocollo può essere utilizzato tal quale una volta che si è sbugiardata la questione del mercurio, e questo basterebbe semplicemente interpretare la parola mercurio contenuta nel sedimento. Sì, io poi, scusate, è una cosa, nel senso che a me veramente viene fuori dagli occhi questa cosa, anche perché adesso lo dico che mi sono dimenticato, ma secondo me infatti io volevo intervenire su quella di parlare in pratica. Io questa tesi l'ho fatta, ok, mi sono laureato il 13, i miei due relatori, che uno è praticamente è una professoressa che si occupa in sostanza di studi su molluschi, mentre un'altra persona è una persona che si occupa di mercurio. Mi hanno lasciato il giorno prima della tesi, non per, diciamo, non si sa perché, nel senso che dal punto di vista scientifico non potevano obiettare nulla, sono stati i concetti, no, che esprimevo, le idee che esprimevo, e mi hanno lasciato, tanto che il relatore è il preside di facoltà, per intenderci, non era per quale motivo, ma hanno deciso così. È proprio il merito al mercurio, questa è una cosa importante, perché in laguna c'è il mercurio, ce n'è in quantità, in alcune zone ce n'è poco, nella zona, come diceva lui prima, cioè dove è venuto fuori per 50 anni appunto da questa fabbrica che produceva, sotto Mussolini produceva cellulosa dalle cannelle, dopo ha prodotto prodotti chimici, ma c'è questo canale che tuttora continua a mandare fuori mercurio. Io ho parlato con questo professore un giorno e veramente ridendo gli ho detto: ma scusa un attimo, perché non prendi 2 benate di scavatore e lo chiudi quel canale? Perché tutt'oggi vengono spesi soldi, ok? Se questa, per dire, la cappa, questo è il canale che va in laguna, tutt'oggi vengono spesi soldi per fare dei carotaggi per monitorare il mercurio che esce. Questi sono soldi nostri, comunque tutti quanti li mettono, tutti, e sono progetti inutili, votati alla spesa proprio dei soldi. Perché? Perché il mercurio si spezza, si dice, cioè se questo è il sedimento, ok, prendiamo che questo sia il sedimento, questo è il livello del sedimento, qua c'è l'acqua, il mercurio è presente in una forma, si dice, ok? Che si chiama cinnamolo, poi ce ne sono tante miliardi di specie, ma questa è la principale, e rimane lì nel sedimento. Qual è la problematica? Cioè è l'anossia il problema. L'anossia cosa crea? Crea il lavoro da parte di questi batteri solforiduttori. Questo cinnamolo si chiama HGS, vuol dire mercurio legato allo zolfo. Loro lo prendono nel loro metabolismo, dico io me lo prendo e ti do un gruppo metile, CH3. Cosa succede a questo gruppo metile legato al mercurio? Che entra nella catena trofica, cioè all'inizio lo mangia magari la microalga, che è macroscopica, dopo lo mangia un altro microorganismo, è tutto un circolo vizioso. Perché si dice di non mangiare fondamentalmente i tonni? Mi ha chiamato l'altro giorno una mia amica che è andata a fare un'analisi su un tonno. Non è colpa loro, povere bestie, ma siccome arrivano a 5 quintali,
accumulano una quantità spropositata di mercurio, no? Come le balene, ma che se la mangiano i giapponesi la carne di balena, non la mangerò mai io. Una quantità di mercurio che neanche un termometro non c'era, veramente, è una cosa allucinante. Quindi questo problema è fondamentale perché io ho il sedimento che rimane là, ma se non è una zona areata, ovvero dove ci sono le radici di queste piante, cosa succede? Che il mio batterio mi lavora. Se io vado in laguna e tante volte sento un bel odore di marcio, no? Quello di uovo marcio, l'odore dello zolfo. Prima non c'era, probabilmente chi ha 50 anni, 60, ci camminava in laguna e lo sa che non c'era questo odore, perché non c'era idrodinamismo moderato, abbastanza elevato. C'erano queste piante, ora invece c'è questo odore di marcio perché ci sono questi batteri. Qual è la problematica? La problematica è che se io muovo in continuazione il sedimento, uno dice ma il sedimento è areato, quindi non c'è nessun problema. No, invece no, non è così, perché se io muovo il sedimento ma dopo il sedimento non è stabile, cosa succede? Mi si crea un film, un piccolo strato di questo slimio, come proprio si dice in termine credo anche dialettale, marcio, dove il sedimento si deposita, il primo centimetro magari può essere areato, ma sottostante si crea di nuovo lo stesso principio di forma, per cui il mio appunto mercurio ritorna ad essere assimilabile dalla catena trofica e così via avanti dicendo, e andrà avanti all'infinito. Voglio dire, sono stati fatti degli studi in merito. Proprio il ragazzo che lavorava per questo docente, mi ricordo, aveva fatto uno studio in merito alla stagionalità, cioè quando io ho delle temperature più elevate favoriscono appunto il lavorio di questi batteri, ok? Più li trasformano il sedimento, sì, il mercurio appunto più, diciamo, assimilabile appunto. Però come ho una relazione a casa io, diciamo che tutto finisce con un lieto fine, come le storie per mia figlia, che non ci sono metodi per realizzare la cosa e quindi finisce là, ma non è così, è solo che sono volontà magari. A chiudere il canale, scusami. Prego. No, la questione è semplicemente di non considerare quel sedimento un rifiuto, ma l'elemento, Certo. cioè quel sedimento che è finito nel fondo del canale è venuto dal livello superiore, che è franato di dentro. Prendendolo e spostandolo da dove proviene, non fai un conferimento di rifiuto, rimodelli. Tutto il discorso che è stato fatto all'interno del piano di gestione del SIG-ZPS per questo disciplinare contemplava la conoscenza, le informazioni già acquisite all'epoca da ARPA separatamente dai carotaggi che furono fatti per il commissario, che non sono mai stati validati, e sulla base di quelle informazioni dire se il sedimento dragato nel fondo del canale, di qualsiasi canale, di grado e di marano, andava nel sottobacino di destra piuttosto che di sinistra rispetto al canale che si andava a dragare, punto. Esatto. Tutto là. E con quello andavi avanti a dragare all'infinito all'interno della tua radice. Esatto. È rimasto seppellito all'interno del piano di gestione e sicuramente nel 2008 fu fatto di tutto per non tirarlo fuori e far sì che i commissari continuassero a fare quello che dovevano. Poi da ricordare che adesso praticamente a livello del canale denominato oggi Corona appunto, stanno dragando il canale là in quella zona della preglia marittima, stanno gettando praticamente con un bel tubo grosso i sedimenti in questa zona, dragano qua e buttano qua, ma io mi chiedo, Cristo Dio, ma mettilo qua che ti protegge anche il canale, perché qua ogni 2 anni sì, succede sempre la stessa cosa, ogni anno e mezzo si interra il canale, ma è normale, l'acqua fa così, il sedimento non è stabile, è normale che si reinterri. Loro cosa fanno? Prendono il tubo e me lo riversano qua. Come diceva appunto l'esperto del WWF, perché lui lo sa giustamente, questa qua è una zona appunto a protezione speciale, no? Si va a caccia qua. Mio padre va a caccia qua per intenderci. Qua anche un'altra zona, è un parco naturale questo, quindi sembra impossibile che non si possano dragare dei canali per il favorire della biodiversità, mentre si possa prendere della fanghiglia e buttarla qua in mezzo, ma è veramente una cosa impressionante. Adesso mi aveva fatto leggere Christian che c'era stato un piano di innalzare proprio la velma, no? Di 10 cm. Non è che io metto acqua pulita, insomma. Prego. Volevo
semplicemente dare un contributo a questo bellissimo dibattito, a questa bellissima discussione. Allora, mi riallaccio alla prima, soprattutto, una spiegazione dei dragaggi. Volevo forse dare un contributo in questo senso. Si è analizzato molto bene cosa è successo fino al 2008 e fino al 2011, perché poi i dragaggi sono stati fermati. Su quello nulla da dire, se non che il conferimento di sedimenti dragati dal fiume Corno sono stati buttati qui nella cassa di Colmata, che abbiamo ben visibile di fronte a San Dio, all'isola, sì, alla via San Vito, e lì sono stati effettivamente riversati circa 55.000 metri cubi di sedimenti prelevati dal fiume Corno, laddove già all'epoca l'operazione doveva essere impedita, perché a proposito di mercurio non voglio dire tanto sul mercurio, voglio solo dire che il mercurio, siccome dall'Isonzo arriva giù molto mercurio, con i venti prevalenti di Bora si sposta verso ponente, quindi verso la laguna, che inviterei sempre tutti a chiamarla di Marano e Grado, così è la dizione geografica esatta, non di Grado e Marano, anche se siamo più piccoli, ma si chiama così. Detto questo, si sposta da est verso ovest. Per dare dei valori, sul canale che va da Lausa Corno a Portobuso, il valore attuale, le ultime rilevazioni depositate dall'ARPA nel 2013, sono di 4 ppm, cioè 4 parti per milione. A Marano siamo intorno ai 2, nella zona segnata lì vicino alla Priglia, nella zona di Cuna d'Arci o della Sevorna, siamo a 1, quindi è degradante così. E c'è una chiara indicazione, anzi una norma di legge, che dice che non si possono, nel momento in cui prelevo dei sedimenti, andare a portarli in un posto dove l'inquinamento è minore. Quindi non posso mai prelevare dei fanghi in una zona e portarli verso est, verso ovest. Al massimo li lascio lì, nel bacino idrico relativo, come è stato dichiarato, esposto prima, ma non fare questa operazione. Quindi l'operazione che è stata fatta per portare i fanghi da Lausa Corno a Marano è un'operazione, tra virgolette, illegale. Detto questo, c'è la magistratura che se ne occupa e deciderà chi ha sbagliato, se hanno sbagliato. Ora, per quanto riguarda il dragaggio del fiume Corno, perché questo ritardo l'avete visto, avete illustrato dati, cifre, eccetera. Posso solo dire questo, che martedì scorso, quindi il 25 di novembre, è stata convocata a Trieste, presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, una conferenza di servizi per illustrare a tutti il progetto del dragaggio del fiume Corno come primo lotto, primo tratto. Secondo tratto da Lausa Corno, dalla foce fino a Portobuso, terzo tratto da Portobuso, cioè dall'uscita in mare, fino a dove finisce il canale navigabile, perché sapete bene che andando anche in mare c'è un canale, perché la profondità per le navi deve essere garantita di 7,5 metri fino a Porto Margaret. Ora la convocazione è arrivata anche al Comune di Marano, è stata convocata una commissione pesca lunedì, subito prima di andare alla conferenza di servizi. I pescatori, che sono i veri custodi, lo ripeto, della laguna di Marano e Grado, di Marano in questo caso, di Marano, ci hanno dato delle indicazioni preziose su cosa chiedere alla Regione in questo ambito del progetto di dragaggio. Il dragaggio, ve lo dico perché il progetto l'ho visto proprio in settimana, prevede che per il tratto del fiume vengano con i sedimenti realizzate le sottobanchine, così si chiamano. Cioè l'argine è quello che noi vediamo, quello che sporge dal livello del mare. Fra l'argine e l'acqua c'è una zona di circa 6 metri che la chiamano sottobanchina, che rimane nel medio mare sotto acqua, 40 cm. È chiaro che se c'è una secca si vede, se c'è un'alta marea va ancora più su.
il dragaggio del fiume Corno